L'arrivo a Mogadiscio del ministro delle colonie, Sua Eccellenza Lessona. Accompagnato dal governatore della Somalia, Sua Eccellenza Santini, il ministro si reca al palazzo del governo, acclamato dalla popolazione. Accompagnato dal governatore, Sua Eccellenza Lessona, passa in rassegna un battaglione di camicie nere e presenzia la posa della prima pietra della nuova casa del fascio. I depositi attrezzati con impianti frigoriferi. Il viale dove sorgono i nuovi padiglioni dell'ospedale militare. Il nuovo grandioso collegio eretto dai padri missionari della Consolata e intitolato all'augusto nome della regina imperatrice. Le loro eccellenze Santini e Lessona escono dalla cattedrale dopo aver assistito alla funzione del giorno di Ognissanti.